Oggi parliamo della sindrome brachicefalica. Siamo qui a Cosenza nella clinica VetLife in compagnia del dottor Mario Pultrone, medico veterinario specialista proprio in endoscopia. Innanzitutto, che cos'è questa sindrome? La sindrome brachicefalica è un insieme di disordini multiorgano, consta sostanzialmente in un difetto genetico principale, che è quello di una precoce chiusura dei centri di ossificazione delle ossa facciali, che comporta poi quella che è una cascata di eventi secondaria. Questa chiusura precoce altro non fa che appunto chiudere molto in anticipo le ossa facciali, limitandone quindi quasi annullando lo sviluppo in lunghezza, ma la stessa cosa non vale per poi quelli che sono i tessuti molli che albergano queste strutture ossee, e quindi troveremo in breve periodo questi tessuti molli che saranno costretti all'interno di una scatola troppo chiusa. Quali sono le razze interessate proprio per questa sindrome e soprattutto quali sono poi i problemi primari e secondari? Le razze maggiormente predisposte sono per esempio il bulldog francese, il bulldog inglese, o una razza meno conosciuta è il chow chow. Le alterazioni anatomiche primarie sono quelle soprattutto a carico ovviamente dell'assenza del naso, quindi troppi tessuti molli, che viene definita ipertrofia dei turbinati, piuttosto che delle narici troppo strette, quindi una stenosi delle narici, e queste prime alterazioni, accompagnate ovviamente ad altre sempre primarie, determinano un sintomo caratteristico e precoce che è il russamento. Tra le alterazioni secondarie invece che maggiormente si vengono a riscontrare c'è il collasso laringeo, quindi una gola che perde la sua struttura e collassa su se stessa, e questo già è un aspetto secondario grave che si rinviene con dei fischi durante la respirazione degli animali, che vengono definiti stridore. Come si può intervenire? Quello che possiamo fare è intervenire il più precocemente possibile con un'endoscopia che vada a farci vedere dall'interno quelle che sono le alterazioni anatomiche primarie, affinché con delle tecniche chirurgiche correttive si vanno a limare queste problematiche, rallentando di molto l'insorgenza delle alterazioni anatomiche secondarie, e quindi garantendo al nostro animale il maggior tempo possibile prima di avere delle situazioni molto più gravi. Grazie al dottor Pultrone della clinica VetLife, per il momento è tutto, alla prossima, arrivederci.